La Commissione europea chiede 1 miliardo ai privati come condizione per dare l'ok all'ingresso di capitali pubblici nelle popolari venete. Ancora una volta i risparmiatori sono chiamati a mettere mano al portafoglio, ma se già nei mesi scorsi una ricapitalizzazione non ha dato gli effetti sperati, è difficile ipotizzare che l'epilogo questa volta possa essere diverso e allora gli scenari di quel che può succedere in Veneto Banca e nella Popolare di Vicenza si moltiplicano. Lo spettro ha un nome e un cognome: bail-in. Un rischio che i risparmiatori a essere interessati da un eventuale bail-in sono quelli che hanno oltre 100.000 euro in conto corrente non corrono, ha spiegato oggi il ministro Piercarlo Padoan. E noi contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in tempi brevi. C'è un rischio bail-in, c'è o no? Il rischio bail-in. Ci sono le procedure europee su cui stiamo lavorando, le ipotesi sono chiare. Proprio il capo di Via 20 Settembre oggi ha incontrato i vertici dei due istituti di credito veneti. Obiettivo: fare il punto sul cammino delle due banche per ottenere i capitali pubblici. Questa riunione di ieri era una riunione normale, di una routine che va avanti. Stiamo continuando a lavorare per una soluzione che metta in sicurezza le banche, che salvaguardi il risparmio e allo stesso tempo che c'è una garanzia dal punto di vista della liquidità. Intanto domani si riuniranno i CDA della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca per fare il punto sulle trattative per ottenere il via libera alla ricapitalizzazione. Incontri, decisioni e colpi di scena che i risparmiatori non possono far altro che seguire dalla finestra.